Professore, siamo di nuovo insieme. Allora, anche voi cari telespettatori, stiamo parlando di conseguenze di questa pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce la depressione come la prima forma di invalidità, di inabilità delle persone, che potrebbe diventare anche di lungo periodo e permanente, e sono 300, se non sbaglio, 300 milioni di cittadini a livello mondiale che ne sono affetti. In Italia colpisce 3 milioni di persone, delle quali 1 milione soffre di depressioni più gravi. Secondo lei questi numeri andranno poi rivisti drasticamente al rialzo e in che modo si può intervenire? I numeri purtroppo, che erano già aumentati negli ultimi 10 anni, in realtà negli ultimi 10 anni la depressione era aumentata del 18%, e nel mondo i numeri sono ormai molto più alti dei 320 milioni che venivano dati dall'OMS. In Italia noi ci aspettiamo un aumento dai 150 ai 180 mila persone con depressione maggiore in più. Sono tantissimi. Questo è un numero importante, ma nasce dalla combinazione di più fattori. In primo luogo di quell'impatto psicologico di cui abbiamo già parlato, dalla solitudine. Non dimentichiamoci che la solitudine non è solo l'essere senza nessuno a fianco, è il sentirsi solo, e che la solitudine di per sé agisce su dei meccanismi biologici molto chiari e che quindi peggiora gli esiti di tutte le patologie. In più abbiamo i lutti complicati, che sono quel 10% delle persone che hanno avuto un lutto e che sappiamo che impiegheranno molto più di un anno a elaborare questa perdita. E poi abbiamo il fatto economico, cioè impoverimento e disoccupazione sono fattori di rischio, nel senso che moltiplicano per 2 o per 3 il rischio di depressione. Avere la depressione dobbiamo considerarlo un fattore di rischio importante, perché, come ha detto lei, è la prima causa di disabilità al mondo ed è la prima causa di malattia cronica in Europa. Quindi il fatto di riuscire a riconoscere per tempo i sintomi, che però non sono una giornata di tristezza o un momento di demoralizzazione, ma sono una perdita di interessi e di piacere per le cose che normalmente amiamo e ci interessano, per un periodo che come minimo deve essere per 2 settimane e per quasi tutto il giorno. Quindi non confondiamo demoralizzazione con depressione, ma diciamo sì che quando ci siano dei sintomi che rimangono a lungo, in primo luogo di consultare il nostro medico di fiducia, il nostro medico di medicina generale, cioè di non avere paura a parlarne, perché le persone quando entrano in depressione poi, siccome si convincono che non c'è niente da fare per loro, non chiedono neanche aiuto, invece di come fanno gli ansiosi che chiedono aiuto dalla parte. Allora, ci sono un po' 2 categorie di persone: quelli che hanno una facilità nel ricorso ai farmaci, psicofarmaci, che se li autoprescrivono, insomma si fanno anche la cura fai da te, e abbiamo visto l'incremento dell'utilizzo di questi farmaci che supportano, insomma, altre carenze. C'è invece chi al contrario ne rifugge completamente e cerca altre strategie, altri modi per uscirne senza dover crearsi queste forme di dipendenza. Allora, cosa è bene fare? Perché anche lì ci si affida al proprio medico, come dicevi, di base, però non sempre l'esperienza. Quindi è, come lei diceva prima, è un laboratorio a cielo aperto, cioè è un momento dove si va a tentoni, no? A parare i colpi, però non sempre, a volte si parla nel modo corretto. Lei che ha tantissima esperienza sia in ambito farmacologico che anche di cura tradizionale. Allora, una premessa: non fate automedicazione. Non fate il passaparola in questo, affidatevi a delle competenze che sono i vostri medici e gli specialisti. Questo ve lo dico perché quando sono necessari i farmaci, che in molte situazioni lo possono essere, però devono essere dati da persone competenti e quindi non l'auto fai da sé. L'altro messaggio è che
prima di arrivare a essere in una condizione in cui si necessita di interventi terapeutici, vuoi di carattere medico, vuoi di carattere psicoterapico o altro, abbiamo alcune condizioni che sono quelle di mantenerci in buona salute. E possiamo, come dire, sintetizzarle in alcuni passaggi che sembrano molto semplici ma sono fondamentali. In primo luogo il sonno, mantenere un buon sonno. La seconda cosa è mantenere una buona attività fisica, che vuol dire a volte anche semplicemente uscire a camminare per un 40-60 minuti al giorno. L'altra condizione vuol dire non prendete peso, cercate di mantenere un'alimentazione corretta. E per ultimo non aumentate il consumo di alcolici. L'ultimo punto è mantenete con gli strumenti che attualmente abbiamo a nostra disposizione, quello che è possibile che la tecnologia ci ha offerto, mantenete relazioni sociali. Queste semplici indicazioni sono degli elementi che aumentano la nostra resilienza, cioè la capacità di adattarci a tutte le frustrazioni che stiamo vivendo e che quindi ci abituano a condurre una marcia che non è breve ma una marcia lunga. Quindi sotto questo profilo ci aiutano costantemente ad andare avanti. Sono delle strategie, sì, insomma. Sono delle strategie che partono anche però dal riconoscimento e dalla condivisione emotiva. Poi ci sono, volendo, e possono avere suggerimento delle tecniche di migliorare la propria, come dire, capacità respiratoria, piuttosto che avere una maggiore consapevolezza dei propri livelli di stress e quindi di fare intervenire delle modalità che ci aiutano ad abbassarli, a distrarci. Cioè ci sono molte strategie, ma questi pochi consigli, che sono molto semplici, ma che se messi in pratica aumentano assolutamente la resilienza. In primo luogo il sonno. Compensare e quindi gratificarsi, a volte lei giustamente ha detto l'alimentazione, ci si tende a gratificare, c'è stato un aumento ponderale diffuso nella popolazione, soprattutto in questa seconda tranche dopo l'estate. La prima tranche le persone hanno retto bene, anzi molti si sono anche allenati, hanno migliorato le proprie performance, incredibilmente tra le pareti domestiche le persone sono state molto brave. Adesso c'è stato un abbandono e quindi però darsi una gratifica, coccolarsi, per noi vuol dire cibo o per alcuni vuol dire anche alcol o altro, sono delle, come dire, dobbiamo sapere che queste sono delle modalità disfunzionali. D'altra parte la nostra reazione è stata la reazione, come dire, fisiologica del nostro sistema e del nostro cervello. Noi siamo attrezzati per avere delle buone reazioni in urgenza, quindi quando è arrivato il messaggio state tutti a casa, ci siamo ritrovati tutti nella condizione del luogo di maggiore protezione che è diventato quindi il luogo di benessere per certi versi, ma nel proseguio, quando la questione si è fatta lunga e lo abbiamo capito, siamo entrati in una fase di esaurimento. Come funziona così il nostro cervello? Dopo la fase acuta c'è la fase di mantenimento e poi c'è la fase di esaurimento. Bene, noi abbiamo attraversato questa fase di esaurimento, ma il messaggio vuol dire che non è ancora finita e quindi dobbiamo gestire bene ancora questa fase. Il ricorso all'alcol o ad altre sostanze, sono aumentate anche il consumo di sostanze stupefacenti, come dire, è quando in casa invitiamo dei falsi amici e i falsi amici non fanno mai bene, anzi aumentano assolutamente i disturbi e tutte le conseguenze, perché una delle conseguenze di queste è l'aumento dell'aggressività e della violenza in casa. Ecco, attivare dei percorsi terapeutici, professore, delle vie anche preferenziali per evitare che un domani con il vaccino, con non so che quale miracolo, ne usciamo da questa pandemia, ma ci troviamo in una situazione completamente opposta di anche apatia sociale, perché chi poi perde il lavoro, chi è scoraggiato, chi sta, come dice lei, isolato tra le pareti domestiche, ci sono persone che non hanno neanche più voglia di reagire, quindi l'apatia è quanto di peggio ci possa essere e ci apre ad altre patologie sistemiche. Certo, perché sicuramente l'apatia
Comunque riguarderà soprattutto, come dicevo, le due fasce più estreme, l'area dell'adolescenza e l'area delle persone anziane. C'è stato uno studio molto interessante di cui abbiamo parlato al congresso e che è stato che il nostro bisogno di socialità, il nostro bisogno di stare insieme agli altri è talmente forte che vengono utilizzati gli stessi circuiti neurologici che vengono utilizzati quando abbiamo fame alla vista del cibo. Allora, vi dico questa riflessione perché anche qui quello che si è visto è che le persone che avevano una grandissima socialità, che avevano spostato tutto fuori, cioè quindi in quella vita iperconnessa e ipersociale dalla quale deriviamo dallo scorso anno, sono quelli che hanno questa spinta interna a esplodere, quindi di ricercare a tutti i costi socialità, anche con modalità non prudenziali come abbiamo visto, rispetto a quelli che avevano una condizione di maggiore gestione della loro socialità, anche con forme di maggiore intimità o anche di non essere così assolutamente espansi, che hanno reagito molto meglio. Il che vuol dire che dobbiamo stare molto attenti alla nostra impulsività, perché agiamo su dei meccanismi che sono molto antichi e arcaici, quindi è una tematica, anche questa qui, estremamente importante e che ci deve preparare a quello che sarà, perché il messaggio in ogni caso è che andremo oltre, ma andremo oltre se sapremo essere flessibili e adattabili. Quindi il pensiero non è saremo come eravamo prima, ma saremo in maniera tale dall'aver imparato questo lungo periodo di difficoltà. Imparare dall'esperienza vuol dire aumentare la nostra resilienza. Ma quindi si potrebbe dire che c'è una specie, tra virgolette, selezione della specie a questo punto, grosso modo, perché riuscirà a sopravvivere meglio, sano, incolume, anche mentalmente, oltre che fisicamente, il più forte, il più resiliente, il più astuto, che riesce in qualche modo a sottrarsi, a controllare la propria socialità, a sottrarsene per non essere contaminato e a elaborare in modo diverso. Quindi ci sarà una grossa selezione, perché altri invece ne soccomberanno o no. Cioè, ho detto, ha fatto una sintesi adesso non è inteso nelle leggi della natura, non nel senso il più forte come siamo abituati a considerare, ma il più adattabile. Il più adattabile. Meglio adattarsi alle nuove situazioni. E l'adattamento è un fatto di mix, ovviamente, di esperienza e di fattori facilitanti, e uno dei fattori facilitanti è mantenere un adeguato contatto sociale, ma senza ovviamente eccedere, avere una rete, quindi non sentirsi soli in solitudine, adattare delle modalità funzionali, quelle che ho detto prima sono alimentazione, attività fisica, ma anche imparare dall'esperienza. Tutti quelli che stanno imparando dall'esperienza e si adattano alla realtà, non scappano dalla realtà, non fuggono dalla realtà o si proteggono troppo, ma si adattano, sicuramente sono i più resilienti e sono quelli che ci hanno permesso di trovare tante forme di lavoro, come dire, di stimolare anche tante creatività che non ci aspettavamo. Certo, assolutamente. Grazie professore, siamo arrivati al termine. Vuole fare una battuta di chiusura? Beh, la battuta in ogni caso è che dobbiamo sempre pensare che dopo le tempeste ci sono sempre le possibilità di ritrovare luce e anche di ritornare ad una buona normalità, non come consolazione, ma come capacità di essere stati resilienti. Grazie mille professore, presidente del suo intervento, presidente di neuropsicofarmacologia, con i suoi studi. Grazie, io spero di averla ancora ospite in trasmissione, perché so che comunque gli studi continuano, avanzano, e anche i momenti che voi avete di incontro tra scienziati e ricercatori del settore, e quindi le auguro naturalmente un buon lavoro. Grazie a voi, a presto. A presto, grazie professore. A voi telespettatori lascio invece alla pubblicità, perché noi ci vediamo subito dopo. A tra poco. Grazie.